verrai a prendere il caffè al Coffee Time. Guarda, se mi inviti sì, con piacere. Certo che ti invito. Un caffè tra amici non si rifiuta mai. Ci mancherebbe. Campionato di promozione, subito i risultati insieme a Federica, parliamo del girone C. Aci Sant'Antonio, Belvedere 0-1. Atletico Pedara, Pachino 3-0. Biancavilla, Città di Belpasso 4-0. Città di Mascalucia, Adrano 1-2. New Pozzallo, Real Città di Paternò 0-2. San Gregorio, Città di Catania 0-3. Sporting Trecastagni, Real Aci 1-0. Riposa il Real Avola. Allora, in classifica vittoria nel big match da parte del Biancavilla nei confronti di un Belpasso, insomma, che ha beccato 4 gol e un po' ci ha sorpreso perché veniva da una serie positiva e soprattutto perché ha una bella squadra. Questa è la classifica. Guarda, non se lo aspettava nessuno, nel girone catanese siracusano ovviamente tutti i riflettori erano puntati su questa partita che in settimana ha avuto un pochettino da ridire perché naturalmente ci sono stati anche degli interventi nel calciomercato delle due squadre, Sì. Ci sono anche degli ex, è stato anche un gol dell'ex che dopo il nostro Andrea Lovento ci dirà e naturalmente è partita che ha dimostrato tutto il valore del Biancavilla, squadra che vuole salire. Belpasso purtroppo non è riuscito a dare quel quid in più, ha perso malamente, forse anche troppo, magari con la volontà di voler o vincere o fare saltare il banco, purtroppo non c'è riuscita. Però adesso noi vedremo questi highlights, così capiremo bene se effettivamente questa vittoria così importante del Biancavilla è stata pesante anche nel gioco, perché insomma Esatto. 4 gol sono tanti. Guardiamo le immagini, gli highlights di questa partita, appunto realizzata grazie a IVTV. Amici sportivi, buon pomeriggio, arriva la 13ª giornata del campionato di calcio di promozione Girone C. Quest'oggi va di scena il big match, la prima contro la seconda della classe, il Calcio Biancavilla che esce da un trittico spaventoso di incontri. Abbiamo avuto infatti Trecastagni, Avola e adesso Belpasso. Sulla sinistra il cross in mezzo di Farinato, arriva il gol dell'ex, Randis allarga la zampa e la mette lì a palombella dove Cirmigliaro non può arrivarci e allora il gol dell'ex è arrivato, 1-0, calcio Biancavilla, Belpasso, Randis. Riccardo, come abbiamo già detto all'inizio, era atteso il gol, giusta a questo punto la mossa del mister Basile, giustamente Randis non esulta. Di punizione, attenzione a Bruno che prova e... Signori, questo è il gol dell'anno, la firma è d'autore Carmelo Bruno, mamma mia che gol ha fatto, mamma mia Carmelo Bruno, mamma mia quanto pesa questo gol. Riccardo, lì tanto di cappello, conclusione in maniera perfetta, colpisce la palla nel giusto modo, vede il portiere poco fuori dai pali, è giusto, becca la parte di porta scoperta, ottimo, grand gol di Carmelo, poi lui le qualità tecniche ce l'ha e l'ha dimostrato con questo gol meraviglioso. Va benissimo sulla fascia destra, attenzione a Licciardello che entra in area di rigore, attenzione ancora Lucio Licciardello in mezzo per Angelo Licandri e non poteva mancare la firma dell'altro bomber, il bomber del calcio Biancavilla e allora la chiude lui. Sì, ottima, questa volta ottima davvero la manovra costruita da Licciardello, lì si invola sulla fascia, supera il suo diretto avversario e poi ottima la sua visione di gioco, vede Infatti ecco Licandri che va a ringraziare Lucio Licciardello, autore di un'azione, raccoglie a limite d'aria, perde il tempo per la conclusione, però il pallone finisce sui piedi di Marrone e arriva il 4-0, la firma è di quel numero 8 che non ti aspetti, Marrone. Io Riccardo stavo appunto dicendo che per me l'uomo in campo, il migliore in campo è stato Marrone, però avrei detto Carmelo Bruno per l'Eurogol che ha fatto, però adesso visto il suo 4-0 confermo. Raccoglie e accompagna per Walter Saitta, ma non c'è più tempo, il calcio Biancavilla sempre più in testa, sempre più boom boom e allora 4-0 anche a Belpasso.
Sonante vittoria dunque da parte di questo Biancavilla che ormai non si può nascondere più. Credo che abbia dimostrato, come in tutte le partite di questo girone C, la sua superiorità. È una squadra veramente forte. Per il Belparso non bisogna demordere, perché la prossima settimana c'hanno questa partita importante con Real Avola che oggi credo abbia riposato. Oggi sì. E quindi sarà un'altra partita importante con una squadra veramente forte. Dobbiamo precisare una cosa, che la settimana scorsa abbiamo detto che il San Gregorio aveva perso a tavolino, in realtà non ha perso, ha giocato anche se in 7, oggi invece ha perso a tavolino e la prossima settimana sicuramente andrà di questo andazzo. Voci vicine alla società dicono che il presidente Rizzo voglia ritirare la squadra, credo sia forse la cosa giusta, la cosa migliore per rispetto a una città. Una cosa importante, dobbiamo dire che il Real Paternò, grazie anche agli innesti del mercato, mister Angelo Busetta ritorna a vincere in trasferta. Benissimo. Velocemente sì, Ettore Randis dal Belpasso passa al Biancavilla e oggi ha segnato. Sì, Signorelli appunto approda al Belpasso dalla San Pio X. Perfetto, allora subito il campionato di promozione con l'ultimo girone, il girone D, a te la parola Federica. Aragona, Santa Croce, 2-2. Atletico Caltanissetta, Macchitella Gela, 4-1. Atletico Gela, Sport Club Nissa, 0-0. Casteltermini Licata, 1-1. Comiso Canicattì, 1-3. New Team Ragusa, Marina di Ragusa, 0-2. Polisportiva Palma, Ravanusa, 3-0. Riposa il Ragusa. Allora, in classifica abbiamo questa Nissa che oggi si è fermata. 13 indigesto, dobbiamo dirlo. La 13ª giornata, però, purtroppo la Nissa pareggia, ma nella... esatto, perché? Perché giustamente anche il Licata non ne approfitta e pareggia anch'essa. Quindi diciamo che è stata una giornata sempre positiva per la squadra di Caltanissetta. C'è da dire che altre attenzioni erano anche puntate sul recupero di Comiso contro il Ragusa. Adesso ce ne parla Andrea. E il derby ragusano, che ce ne parlerà anche di questo Andrea, che purtroppo diciamo per la New Team, ma per merito del Marina che va a vincere una partita veramente importante, molto bella. La New Team non trova più il gioco, dopo le dimissioni diciamo di mister Vacca c'è un po' di confusione. Che dici tu? Intanto facciamo una cosa, parliamo del recupero, perché è un recupero importante, perché il Ragusa vincendo anche nel recupero insomma a questo punto diventa veramente la squadra ma chiaramente che potrebbe insomma infastidire anche... Chiaramente Ettore, parliamo solamente di zona playoff, perché ormai la Nissa chiaramente è andata, difficilmente sarà, ecco, facciamo partire le immagini, che dici nel frattempo della partita del recupero? Comiso Ragusa. Sì, ai primi 30 minuti di marca proprio assoluta ragusana, sembrava veramente il Ragusa poteva anche, come dire, vincere con diversi gol di scarto, invece è stato un 2-0 ad opera di Sella ed Anania, e poi invece è stato il Comiso che ha ripreso a macinare il gioco, ha accorciato le distanze con Fazio, e insomma era sempre un derby. Certo, in 3 giorni 2 sconfitte per il Comiso. Sì, purtroppo chiaramente dobbiamo dire, c'è stato anche l'addio di appunto per quanto riguarda il calcio Comiso di Nicola Polessi, hanno cambiato l'allenatore, è arrivato Emo, insomma una situazione un po' particolare lì. Anche troppo particolare, con il rischio magari di naufragare la stagione. Sì, probabilmente sì, vedremo ecco in questi ormai 10 giorni che ci separano alla fine del calciomercato cosa accadrà in casa Comiso. Benissimo, allora possiamo a questo punto passare alle immagini della sconfitta della New Team Ragusa, che continua insomma esordio amaro per il mister Carmelo Giglio sulla panchina della New Team. Purtroppo una New Team che in questo periodo ecco, non riesce a fare il risultato, non esprime un buon calcio, però bisogna ecco, precisare una cosa: ci sono 3 assenze pesanti come quella di Valentino Conti in difesa e di Pellegrino e Zocco a centrocampo, che chiaramente hanno inciso e non poco su questa gara. Però devo dirti che con la New Team mi è sembrata un po' più, come dire, più battagliera rispetto alle ultime uscite. Chiaramente però il 2-0 pesa come un macigno, ricordiamo un derby sentito, e alla fine la squadra di mister Gurrieri ha avuto la meglio con il gol del solito Ciccio Leone, un'invenzione, e poi il gol di Occhi Pinti. Presidente Formaggio,
Acate è una bella realtà che pian pianino cerca di riconquistare posizioni anche importanti. Come vede questo girone del campionato di promozione, dove ci sono molte squadre ragusane che cercano di avere un'identità anche forte, però indubbiamente questa Nissa sorprende quest'anno sempre è un di più. campionato un po' più regolare, noi ci troviamo un po' in difficoltà perché ora cercheremo di aggiustare un po' la squadra con nuovi acquisti e cerchiamo di andare avanti. Sto parlando della Cate. Della Cate, Io invece sì. la domanda gliela faccio un po' più cattiva perché voglio sentire il suo parere su queste squadre ragusane, no? Sul New Team, su Ragusa. Sono delle squadre quest'anno che non è un campionato che ci dà questo spirito in più di avere col Ragusano, dovremmo aggiustarci sul Ragusano. Speriamo, perché, speriamo, insomma, perché è un momento negativo. Sembra che il calcio a Ragusa vada per scomparire. Anche perché in eccellenza, per esempio, In eccellenza abbiamo questo problema col Modica che ci ha dato pure problema a noi, diciamo. Che Diciamo senso così. problemi? Così ha tolto un po' di giocatori della Ho capito. squadra. Vabbè, ha fatto un po' di campagna acquisti. No, non campagna acquisti, diciamo. Così, sono dei ragazzi che sono andati là con loro e... Per scelta loro, Per però. scelta ci loro, mancherebbe. sì. Scelta loro fare crescere questi ragazzi, però purtroppo vedo che nemmeno giocano. E vabbè, vuol dire che vabbè. evidentemente non rientrano nei quadri tecnici da Non lo parte so, della non lo so, il presidente là vedrà lui cosa fa. Salvatore Licaldi della Primavera Catese, centrocampista, assessore ad Acate, però non vogliamo parlare di politica perché non mi sembra il caso. Un po' di riflesso, però la provincia di Ragusa insomma vi appartiene dal punto di vista sportivo, no? Cioè la fortuna comunque bene o male deve anche coinvolgere piccoli centri come Acate. Se soffre Modica non è detto che debbano soffrire i piccoli centri. No, non è detto, anche se un po' la situazione generale del Ragusano sta soffrendo in generale. Tutta, e Sì, quindi sì. anche voi insomma, Facciamo parte del diciamo. giro. facciamo sempre comunque quadrato perché bisogna poi alla fine ogni giorno lottare. Certo. 30 secondi Andrea che devo andare in Sì, pubblicità. parliamo un po' di calciomercato, velocemente. Velocissimo. Il Santa Croce è quella più attiva in questi Sì. primi giorni di calciomercato. In uscita abbiamo Rimaudo al Modica, Mirko Gurrieri che passa al Comiso, Oscar Mascara che insomma ha smesso di giocare almeno Sì. per il momento, Puma che passa in prima categoria al Pro Ragusa, Aprile che passa sempre in prima categoria allo Scicli 2013 e Occhipinti che forse potrebbe andare al Pozzallo. Però la notizia più importante è che hanno acquistato Giuseppe Domicoli, ex giocatore del Macchitella Gela, un Bene. elemento importante per la categoria. Noi possiamo vendere eventualmente ad Antonio Non so se è bravo a giocare. Non so se è bravo a giocare. No, Rimani qua, non sì, andrai, sì, sì. non verrai venduto a dicembre. Meno male, dai. Perfetto. Allora, ultima, Sì, prima di veloce, perché salutare, siamo in ultima ritardissimo. big match della prossima Mi giornata. sta arrivando Alessio direttamente da Roma. Noi no, lo salutiamo, dai. La Nissa ospiterà in casa il Ragusa, partita veramente Sì. sarà da fuochi d'artificio prima del Capodanno, quindi Benissimo. sarà importante osservarla e vederla. Io ti saluto, ti dico sempre grazie, un saluto agli amici da casa e un saluto anche a te. Benissimo, ti ringrazio Antonio Lapisarda. Pubblicità e tra poco parleremo di prima categoria di calcio a 5. A te. Yes, abbiamo un'altra piccolissima pausa. Pubblicità. I got my mind made up and I can't let go. I'm killing every second till it stays my soul. I've been running to the love and down, to the love and down, and we'll start a fire and we'll shut it down. To the love and down, to the love and down. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Avanti un altro. Ah, no, scusa, mi sembrava che fosse ancora presente nella tua apparizione sul canale 5 ad avanti un altro. Non è andata tanto bene. No, è stata una bellissima esperienza. Intanto Ettore ne approfitto per salutare tutti gli amici Ciao da Alessio casa. Patti.
È stata una bellissima esperienza, sono stato un po' sfortunato, però... Sei stato preso un po' dalla foga, perché però- secondo me le domande erano abbastanza difficili, però ne avevi già indovinate 2 e poi è andata male invece la terza e la quarta. È andata male, sì, non avevo le opzioni, un La po' di prossima volta ci emozione. vuole la bellezza di Federica, chissà, può darsi, potrebbe essere un po' più fortunata. O magari la bellezza della bonus, Eventualmente, che non è male. non è venuta. Ma non sei qui per partecipare ad Avanti un altro, ma come al solito a penalty, che è una cosa un po' più riduttiva, però insomma... Io sono sempre felice di stare qui a penalty. Benissimo. Campionato di prima categoria. Allora, nel frattempo possono già partire le schermate riguardanti il girone A con i risultati e la classifica che insomma tu stesso commenterai. Esatto, voglio riprendere una parola a te cara, Ettore. Sì. Qui è bagarre. Qui è Perché bagarre. abbiamo la bellezza di ben 7 squadre in 4 punti, se scendiamo c'è anche l'Atletico Trappeto a 17. La Addirittura. capolista questa settimana è lo Sciacca che batte il Balestrate per 1-0 e approfitta dello stop del 5 Torri Trapani e del Cianciana, che si fanno agganciare dal Città di Giuliana e dal Fulgatore a quota 20 punti, quindi 4 squadre a quota 20 punti. Poi subito Eccola qua la dietro classifica. Atletico Ribera che ha appaiato al Salemi a quota 19, segue appena fuori dalla zona playoff, ben 7 squadre in 2 punti. Questo girone si prospetta veramente molto divertente. Beh, anche il girone non è un girone tanto facile, perché abbiamo per esempio il Calatabbiano che ha vinto in casa 2-0 con il 2-0 Randazzo, con il Randazzo. e anche il Ciclope ha risposto alla grande, no? Vincendo 3-1 in casa, e quindi insomma adesso le distanze sono sempre di 2 punti, ma recuperabilissimi. Assolutamente, Ettore, era importantissimo per Calatabbiano e Ciclope Bronte sfruttare lo scontro diretto tra Real Ladrano e Giardini Naxos, partita di cartello di questo girone questa settimana, che finisce per 1-1, passa in vantaggio la Real Ladrano, poi nel secondo tempo il Giardini Naxos rimonta, il Calatabbiano si impone per 2-0 sul Randazzo e sale a quota 26, il Ciclope Bronte si riprende la seconda piazza che gli era stata tolta la scorsa settimana con la bella vittoria per, se non erro, 3-1 sul Sant'Alessio, sì esatto, 3-1 sul Sant'Alessio, quindi importante risposta della squadra di Orefice. Nel girone F invece continua a vincere il Dakata 3-0 fuori casa a Monta Sant'Anastasia, campo sempre molto difficile, e abbiamo anche il Militello che insomma purtroppo non risponde in ugual misura, pareggiando in casa contro il Palagonia. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che intanto il Dakata mette in atto una piccola fuga, perché sono 4 adesso i punti di vantaggio sul Militello in Val di Catania e ben 7 sul terzo posto, che questa settimana viene occupato dal Megara. Io all'inizio dell'anno ho detto è l'anno del Megara, questa classifica mi dà torto, però il Megara ha rosicchiato dei punti in classifica e ha la terza vittoria consecutiva, e quindi la squadra augustana adesso può sicuramente sperare di lottare per il primo posto, per il secondo posto, chiedo scusa, il primo adesso è lontano, però se si sanno sfruttare gli scivoloni del Dakata, ammesso che ce ne siano da qui alla fine dell'anno, potrebbe avere qualche sorpresa. è chiaro che le sorprese possono sempre esserci, siamo sempre alla penultima del girone d'andata. Proprio nel girone F hai realizzato questo servizio sull'incontro Lineri Mister Bianco Aquile Calatine, vinta dalla squadra di Mister Cocivera, Esatto. per 3-0. Guardiamo il servizio. Sognare è lecito. Il Lineri Mister Bianco di Alfio Cocivera fa la voce grossa in casa contro la quarta forza del campionato Aquile Calatine, con un 3-0 tanto eloquente quanto perentorio. La squadra di casa gioca un ottimo calcio e dimostra di saper resistere, leggere la gara in modo corretto e pungere al momento opportuno. Nella prima parte partono bene i calatini, che premono sull'acceleratore. I padroni di casa si difendono bene e cercano di cambiare il volto della gara quando Cocivera passa dal 4-3-3 al 4-4-2. Con questo modulo il Lineri trova il gol del vantaggio grazie a Russo, che insacca dopo essere stato ben imbeccato da una verticalizzazione dalla tre quarti offensiva. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0 e il Lineri legittima tale vantaggio nella ripresa, quando Cocivera rinforza il centrocampo passando al 3-5-2 e conquistando maggior possesso palla.
La supremazia casalinga si concretizza grazie al nuovo acquisto Missale che raddoppia il punteggio scatenando l'urlo dei tifosi di casa. Il Lineri non si ferma a questo punto e cerca il più riprese il terzo gol che arriva ancora dai piedi di un ispiratissimo Luca Missale con una doppietta all'esordio che lascia ben sperare tutto l'ambiente del Lineri mister bianco. Il triplice fischio sancisce un successo meritato che proietta Missale e compagni a quota 14 punti in classifica e verso la zona play-off. Sognare non è vietato e battere le Aquile Calatine rappresenta una prova di forza che metterà a paura tutte le concorrenti. Nel girone F, e tra poco parleremo anche con insomma, il presidente di questa Primavera Catese che non sta andando tanto bene, lo Sporting Ombea invece continua a vincere e continua ad essere leader. Sì Ettore, sono 8 i punti di vantaggio sul Floridia che ha questa settimana riposato, quindi era un must vero e proprio per lo Sporting Eubea vincere contro la Rinascita Netina che si è ben difesa nel campo di Licodia Eubea, ma non è riuscita nell'impresa di strappare quantomeno un punto alla capolista che si impone per 1-0. Vittoria importante anche per il Calcio Vittoria che sale a quota 18 punti e si porta a -2 dalla seconda piazza, il 3-1 fuori casa appunto qui ad Acate contro la Primavera Catese, ce lo possono raccontare gli ospiti. Certo. E quello che voglio chiedere io al Presidente è, questo Calcio Vittoria può lottare per il primo posto nonostante il distacco di 10 punti dallo Sporting Eubea, può insidiare la prima piazza? Perché il Florida tra l'altro è un po' mollato, Vedendo la partita che hanno fatto oggi con noi penso di no. Si manterrà in alta classifica, però lottare per il primo posto sarà una cosa difficile anche per loro. Vedendo la partita di oggi, poi non so, per i nuovi acquisti dicono che devono avere 2 nuovi acquisti, non so cosa sarà, il campionato ancora è lungo, perché noi stiamo lavorando per un po' per aggiustare un po' la squadra. Dovete salvare la categoria, voglio certo, dire, quello sì, abbiamo fatto tanto in 2 anni, abbiamo fatto 2 anni di playoff, speriamo quest'anno, non faremo i playoff però speriamo di salvarsi, almeno di rimanere in prima categoria. Cosa manca Licalzi a questa squadra? Tu che giochi a centrocampo, cosa manca? Forse un po' più di determinazione in un campionato un po' puntiglioso come quello della prima categoria? Ma a parte che fisicamente quest'anno stiamo un po' subendo la categoria, ci manca un po' la fase diciamo di concretizzazione, perché tipo oggi con il Vittoria abbiamo fatto un bel 30 minuti di buono gioco si può dire, ma poca finalizzazione. Avete raccolto poco allora? Sì. Forse manca qualche bomber in avanti che in prima categoria diventa sempre importante, no? Sì, perché diciamo che Lantino, che è il nostro bomber che al momento è all'asciutto, è da solo, perciò deve crearsi qualche occasione. Ho capito, il mister è tranquillo anche se ultimo in classifica? No. Si lavora serenamente allora ad Acate. E questo è importante, no? Perché i presidenti devono trasmettere questa tranquillità. Sì, si lavora tranquillo, il Presidente lo lascia tranquillo, al mister non abbiamo problemi. Chissà se Andrea ha qualche dato sul mercato della Primavera. Andrea, c'è qualche notizia sull'Acate? Qualche contatto che c'è stato per portare... Può dirci il Presidente in caso. Ho il Presidente accanto, però ecco, noi lo sveliamo. A proposito di attaccante, visto che appunto dicevate prima che mancava attaccante, stanno trattando Momo Zid, ex giocatore del Vittoria, e poi altri 2 giocatori, mi riferisco a Rosario Assenza e Giovanni Assenza, soprattutto Giovanni Assenza fino a qualche settimana fa era un titolarissimo della squadra biancorossa del Vittoria, e invece il ritorno di Di Pasquale in squadra appunto nella società biancorossa lo ha messo un po' fuori rosa e ha deciso di sposare il progetto Primavera Catese. E poi soprattutto mi viene in mente il fratello Rosario Assenza che è un under, insomma una squadra che chiaramente si può risollevare. I presupposti sono quelli quantomeno di salvare la categoria, c'è tutto il giovane di ritorno. Io a proposito del Vittoria volevo dire un'altra cosa, chiaramente non esprime un gioco brillantissimo come può essere quello dello Sporting Eubea, pesano enormemente quei 10 punti di distacco appunto che li separano dalla vetta, però ecco un Vittoria che oggi ha fatto esordire un attaccante proprio preso in settimana, parliamo di Cinnirella, un attaccante di categoria che anche oggi ha giocato bene all'esordio, ma soprattutto stanno trattando un attaccante di categorie superiori. Senti, però non mi stai parlando Parliamo di un giocatore che gioca adesso a Marina di Ragusa, mi riferisco a Robert Pecorari. Ora non so
se si farà, ma lo stanno Beh, il trattando. calciomercato è bello anche per questo, ma non mi stai parlando del Floridia, mi hai abbandonato la Il squadra del Floridia, Floridia. dopo un avvio esaltante ha cambiato anche l'allenatore. Buda, e sta avendo qualche difficoltà. Credo che poi alla lunga uscirà fuori, perché Certo. ricordiamo ha in squadra giocatori importanti come Catinello, il centravanti, e sicuramente un attaccante. Beh, è un momento di appannamento, dai, un momento di Io appannamento. credo che sarà più una corsa sul secondo posto. Probabilmente non sì. perché le squadre Sono d'accordo, Floridia sono e d'accordo. Vittoria non siano in grado di poter gestire una corsa per il primo posto, ma perché questo Sporting Eubea sembra non perdere neanche un colpo. E quando una squadra poi arriva a vincerle tutte, diventa determinata, complicato è recuperare. E soprattutto, chiudo velocemente, giocherà i due scontri diretti In in casa, casa, quindi e con quindi- Vittoria e con Florida, e giocherà al Ligo di Eubea. Insomma, sarà difficile, dimmi Licalzi. No, squadra di alta, sicuramente di altra categoria, Sì, l'Eubea. già dall'anno scorso, Una no? Ha vera perso la finale corazzata, playoff, L'ha persa solo ai calci di l'ha rigore persa ai quella calci di finale. rigore con Un ottimo Pozzillo, gioco. New Pozzallo, Sì. New Pozzallo. Insomma, vabbè, vedremo che cosa succederà. Ci dobbiamo fermare, c'è la pausa pubblicitaria che adesso facciamo lanciare alla nostra Federica, perché dopo che cosa c'è? Il futsal, sei a meno che non fa entrare un altro, prima No, hai no, detto no. avanti un altro. No, avanti un'altra era la battuta. Ah, ok. Ci lanci la pubblicità, Fede? Certo, Ettore. Abbiamo un altro break pubblicitario. Rimanete con me. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 211440. Allora, sei pronto per il coffee time? Sì. Sei pronto per la sala stampa di penalty? Sì. Sono pronto a tutto. Sei pronto anche per il penalty futsal? Soprattutto per il Insomma, penalty sei futsal. prontissimo, quindi Alla da grande. gennaio ti vedremo all'opera anche in tante altre cose. Allora, prima di parlare del futsal, del calcio a 5, quindi con i risultati di Serie C1 e i 4 gironi di Serie C2, abbiamo subito un collegamento con Giacomo Cagnes, presidente dell'Ussi di Catania, che ci deve parlare di questa iniziativa di Catania al Vertice, che premierà i migliori atleti martedì 8, se non sbaglio. Giacomo, mi senti? Mi senti? Sì, ciao Eccomi. Ettore, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Grazie Giacomo. Allora, vogliamo ricordare questo importante appuntamento che ci sarà giorno 8 a Catania? Sì, allora Catania al Vertice del presidente Nello Russo ha organizzato questo importante momento per dare visibilità alle 25 società sportive che fanno parte del consorzio catanese. Quindi è un momento diciamo eccezionale proprio per questo motivo. Considera che tra l'altro all'interno di questa grande kermesse che inizierà alle 17 presso lo Sheraton saranno premiate delle società che hanno scritto pagine importanti della storia dello sport siciliano, ma anche personaggi che tuttora sono fondamentali. Per esempio la Passalacqua Basket Ragusa, che voi sicuramente conoscete molto bene, sarà premiata con l'oro per quello che ha fatto e per quello che sta continuando a fare, no? Fiore all'occhiello dello sport isolano e non solo. E poi per esempio alla carriera con Cita Di Mario, grande personaggio nel nuoto sincronizzato,
la KST di Siracusa, quindi parliamo di canoa polo, la Daki Dojo, parliamo anche di arti marziali. Insomma, ti sto elencando un po' tutti quelli che saranno e fate bene a sottolineare il fatto che non ci sarà il calcio da premiare, perché insomma quello è puro quasi professionismo, mentre invece puntate su sport un po' più dilettantistici e che hanno un'energia totalmente diversa rispetto a quella del calcio, giusto? Guarda, devo dirti francamente, Ettore, che una figura del calcio la stiamo premiando, però la stiamo premiando perché rappresenta Catania, la catanesità, la voglia di restare nel nostro territorio, l'aver sposato il nostro modo di vivere, la nostra terra in senso lato. Lui è stato un campione, è uno di quelli che ci ha regalato un sogno che è una leggenda, diciamolo pure, è una leggenda ormai. È una leggenda, Jonathan Spinesi, quindi voglio dire, lui è quel famoso 24 che nessuno dimenticherà mai. Indubbiamente. E quindi lo stiamo premiando all'interno di questo contenitore perché riteniamo sia importante come uomo di sport, anche se faceva parte di un mondo ovviamente professionistico, diciamo, dove si dice gira molto denaro e notorietà rispetto ai risultati di atleti che fanno veramente di tutto e di più per riuscire ad emergere. Certo. Per esempio premieremo anche Francesco Pizzo, non so se tu conosci. Chiaro. Francesco Pizzo, ciclista, quarantenne, amatoriale, ma è uno di quelli che in tanti paragonano, pensa a Vincenzo Nibali, un po' perché ci assomiglia fisicamente, ma questo ha vinto su 5.200 partecipanti, ha vinto a Roma la sua competizione laureandosi campione. Che bella soddisfazione, che bella soddisfazione. Insomma, sarà una festa dello sport a cui tutti sono invitati praticamente, giusto? Tutti sono invitati. Tutti sono invitati. Ecco, perfetto. Tra l'altro volevo dirti, per quello che riguarda anche le personalità illustri e insistono, tu trasmetti da Video Mediterraneo, quindi voglio dire, ci sarà ospite anche Giorgio Scarso, presidente della FIS, della Federazione Italiana Scherma, vicepresidente del CONI, insomma anche lui come personaggio importante. Poi ci sarà anche l'assessore regionale dello sport, il neo assessore regionale dello sport Anthony Barbagallo, insomma parecchi elementi, ma soprattutto la visibilità noi la vogliamo dare alle 25 società che fanno parte del consorzio. Certo. Va bene, grazie Giacomo, ti ringrazio per il tuo intervento. Ricordiamo l'appuntamento giorno 8 a partire dalle ore 17 allo Sheraton di Catania, giusto? Esattamente. Perfetto. Grazie e buon lavoro, grazie a Giacomo Cagnes. Anche a te. Grazie Giacomo Cagnes, presidente dell'USSI di Catania. Spazio a questo punto al calcio a 5 con i risultati subito anche in schermata, Serie C1, importante incontro che si è giocato a Mascalucia, tra l'altro che tu hai seguito anche per Sicra. Partita di cartello tra Mascalucia e Mabonat, la partita finisce per 3-3, una partita bellissima. Tra poco vedremo anche il tuo servizio. Esatto, quindi non anticipo nulla, la racconteranno i protagonisti intervistati e andiamo in quel di Regalbuto, perché la Regalbuto si ferma, non approfitta del pareggio al vertice tra Mascalucia e Mabonat e si ferma per 1-1 in casa contro il CUS Palermo. Il CUS passa in vantaggio con Cassata, poi il pareggio di Campagna, tanta sfortuna per gli uomini di Paniccia che non riescono a centrare i 3 punti, vittoria dell'Asso Porto Melilli in quel di Marsala per 8-4, vince lo United Capaci contro l'Ennese, ma voglio evidenziare la vittoria nel derby dell'Argirium per 6-4 contro il Città di Leonforte, perché i Granata al loro primo anno di C1 alla fine del girone d'andata vedono i playoff. E quindi, sicuramente se non dovessero arrivare non si strapperanno i capelli in quel 10 gira, però grazie al trascinante duo Putrino e Ingarao, rispettivamente capocannoniere e vice capocannoniere del campionato, sono l'attacco più prolifico di questa Serie C1 e quindi va loro il merito dei 16 punti conquistati nelle prime 10 giornate. Allora a questo punto ci guardiamo questo big match, ha realizzato un servizio anche per Sicra, l'incontro si è disputato a Mascalucia. Finisce 3-3 una partita spettacolare nella 10ª giornata del campionato di Serie C1, Mascalucia Mabonat, lo scontro al vertice che ha visto divisa la posta tra le due squadre, con un Mascalucia che poteva vincere nella parte finale, una Mabonat che specialmente con il quinto uomo nella metà campo avversaria ha davvero rischiato di ottenere il colpaccio. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Non abbiamo rubato nulla, purtroppo il primo tempo
tempo siamo stati sottotono, abbiamo giocato molto lenti, ancora non eravamo bene in partita, ma al secondo tempo il mister ci ha spronato a tutti, siamo rientrati carichi e grintosi e come abbiate visto in un secondo tempo spettacolare, peccato per qualche occasione perché poteva finire anche qualche gol in più per noi. Quando Marchese ha fatto il 3-3 ho detto sì, la vinciamo, e purtroppo peccato all'ultimo quel gol che ha mancato. Io nulla, quando Mangano è uscito ero carico, pronto a dare tutto per la squadra, perché in queste occasioni tutti i 12 dobbiamo dare tutto, il 100%. Sapevamo che questo era un campo abbastanza difficile, i ragazzi oggi penso che abbiano dato il 100%, è chiaro che quando si affronta una squadra come questa tutto viene più difficile, noi siamo abituati a fare un tipo di atteggiamento col portiere e come avete visto anche con loro, con la loro difesa lo facevano abbastanza bene, quindi non è stato facile. Cosa è mancato a noi? Ma preferisco dire che è stato merito degli avversari oggi, perché non hanno mollato mai, con cattiveria sotto porta hanno capitalizzato quelle poche occasioni che hanno avuto e quindi questo è sintomo di essere una grande squadra in Mascalucia e quindi va bene così. È un punto importante oggi. Ma noi cerchiamo di lavorarci in settimana con questo atteggiamento del quinto di movimento. È chiaro che lo vediamo come un atteggiamento di gioco, non lo vediamo come una tattica della disperazione che stai perdendo allora lo metti, quindi noi lo mettiamo, se vinciamo lo mettiamo sullo 0-0, ci lavoriamo in settimana, quindi è un'arma in più, assolutamente. Parliamo di Serie C2, la facciamo subito con il girone A dove lo 0,91 adesso insomma sembra forse prendere il largo. Sì, si conferma in vetta lo 0,91 che vince ancora una volta in trasferta e sfrutta il KO anche dell'Atletico Palermo, clamoroso in casa per 6-3 contro il San Vito Lo Capo, per prendere distacco di 8 punti dalla squadra dei Fratelli Fuschi, che sembra essere più pericolosa. Perde anche lo Sporting P5, che alla fine del primo tempo vinceva per 3-1 sul Bisacquino, che nel secondo tempo si scatena, fa 6 gol e vince per 7-3. Vince la Real Parco per 11-3 sul Palermo Futsal e cerca di seguire la squadra del presidente Marino ancora a -4, ma questo 0,91 può veramente vincere il campionato. Mentre invece nel girone B abbiamo sia la GR Sport che la Vigor San Cataldo che vincendo confermano il loro momento positivo e rimangono in testa. Esatto Ettore, vincono sia la GR Sport che la Vigor San Cataldo, vince anche l'Acragas Futsal per 4-1 sui Calatini, quindi vincendo tutte e tre si qualificano intanto matematicamente per la Coppa Italia, Ettore, perché le prime 4 di ogni girone andranno a fare i quarti di finale di Coppa Italia, chiedo scusa, gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vince anche il Futsal Via Grande per 4-2 sullo Sporting Soccer di Gela, segna una doppietta Robertino Amato a 50 anni suonati e segna una doppietta anche Angelo Marchese, vittoria importantissima per il Via Grande. Si ferma invece il Futsal Mascalucia, secondo stop consecutivo, e la quarta piazza diventa molto lontana. Nel girone C la Ciplatani, insomma ormai è andato via, no? 30 punti in classifica. Mini fuga per la Ciplatani di Stefano Bosco, che vince per 7-1 sul Saponara. Tanti marcatori in questa gara, mi preme sempre evidenziare l'ennesimo gol di Marcello Latino, l'estremo difensore, che per grande sua sfortuna non può partecipare ai campionati che gli competono, ovvero quelli di Serie A, e stare nel giro della nazionale come era giusto che fosse, ma almeno quantomeno alza il tasso tecnico di una Serie C2 che comunque è molto divertente, perché il Nightclub vince per 3-2 in quel di Oliveri e rosicchia punti importanti al secondo posto, ne approfitta il Mortellito che vince per 3-1 a Castroreale e terza vittoria consecutiva per la Virtus Milazzo per 8-5 sì, in casa contro il SIAC. E chiudiamo con il girone D dove sia Scicli che Sortino vincono e quindi rimangono sempre altissimi in classifica.
Il problema della squadra di Mittelman ultimamente sembrava la continuità, non tanto nei risultati positivi, perché l'ultima sconfitta è ormai di vecchia memoria, ma la squadra di Mittelman ha appunto ottenuto tanti pareggi e questa è la seconda vittoria consecutiva, con un netto e perentorio 5-0 ai danni dell'Olimpia Siracusa. Vince anche il Città di Sortino con un eloquente 12-3 ai danni della Piramide, vince anche l'Arcobaleno Ispica per 7-2 su una Madonnina abbastanza incerottata, vincono anche il Villasmundo 6-0 a tavolino sull'Arché che non si presenta e vince anche il Catania Calcio a 5. Prendiamo così avanti un altro. No, avanti un altro, sono stato bravo, non mi mandare via. Perfetto, grazie ad Alessio Patti. Allora siamo ai saluti, incominciamo con l'assessore centrocampista della squadra di Acate. Assessore, dimmi la verità, insomma, state lavorando per migliorare anche comunque la realtà del vostro centro, no? Non soltanto dal punto di vista sportivo, una battuta la dobbiamo fare sul bel paesino di Acate. No, e come? Siamo impegnati tantissimo. Da poco abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati a livello anche storico, possiamo dire. Bene, perché bene. abbiamo ottenuto la concessione dell'acqua della diga, che è stato un dibattito lungo 20 anni per Acate, e noi ci siamo riusciti. E per lo sport cosa state preparando? Per lo sport, qualche progetto nuovo? Qui il Presidente pochi insomma mesi fa spera un campo Pochi mesi campo fa più di abbiamo- qualità. Abbiamo deliberato in giunta il nuovo progetto che ho presentato a Roma per quanto riguarda la riqualificazione di tutto il centro sportivo dello stadio comunale, con tanto di manto erboso. Una bella palestra più grande, una piscina comunale, non privata. Un bell'impianto E questo... che Acate merita da anni. Perfetto. Speriamo di riuscire. Presidente, non l'ho chiesto del settore giovanile, cioè avete qualche cosa oppure siete fermi? Siamo un po' fermi, però quest'anno qualche cosa lo stiamo facendo. State facendo gli allievi, Sì, la sì, juniores? allievi. No, allievi, stiamo facendo un po' di juniores. Lei lo sa che Sì, questa cosa del settore giovanile è fondamentale. è perché fondamentale, lo so, purtroppo ad Acate l'anno scorso non siamo riusciti a fare un settore giovanile, quest'anno ci stiamo provando, è difficile perché purtroppo... C'è l'assessore, ma i finanziamenti arrivano da parte del Non comune? arriva niente, Vabbè, questo è un problema di nemmeno tutti, sponsor, purtroppo è un problema ma in questo è un generale, problema di tutti. ed è un problema pesante Io credo che comunque... sopra le spalle del Presidente, Sì, tutto, però è anche vabbè. vero che si era un po' esagerati negli anni passati dove i comuni gestivano le società di calcio e quindi tutti potevano fare i presidenti, adesso è bravo, giusto che siano i ecco. presidenti, se hanno delle risorse economiche, di fare le squadre. Al limite il comune dovrebbe venire un po' incontro in quelle che sono le esigenze, diciamo, logistiche, un buon campo, un buon spogliatoio, possibilmente l'acqua calda, perché queste sono le realtà del calcio dilettantistico. Quello lo diamo, diciamo. E questo è già successo. Hai detto bene, Ettore, è facile fare i presidenti senza soldi. beh, ma- Nello Russo, presidente Catania Albertice, ha definito gli attuali presidenti degli eroi. Perché Sì, è vero, tali siete. sì, purtroppo sì, che non avendo finanziamenti da nessuna parte, Certo. non si riesce... Vabbè, l'importante è che quest'anno fate il quadrato intorno Quello alla squadra, sì, sì. rivoluzionerete probabilmente con qualche nuovo innesto, salvate la categoria, l'assessore giovane sicuramente vi darà una mano quello sia a sì. centrocampo che dietro le quinte. Quello sì, è Perfetto. importante. Allora ringraziamo il centrocampista Salvatore Licaldi della Primavera Acatese, ringraziamo anche il presidente Giovanni Formaggio, sempre della Primavera Acatese, Grazie. ringraziamo il qui presente Andrea Lovento che ci ha dato anche un quadro sul calciomercato in Sicilia. Come hai fatto a sapere queste notizie noi non lo sappiamo, ma non lo vogliamo sapere, avrai i tuoi informatori probabilmente. Rinnoviamo quindi l'appuntamento per domenica prossima, dunque per le battute finali del calciomercato. Perfetto, tu rimarrai qui e noi forse ci sposteremo, almeno questo è il nostro obiettivo. Ok, va bene. Grazie ad Alessio Patti che Grazie ritornerà a te, con noi la prossima settimana, Roma permettendo. Non devi tornare a Roma? No. Perfetto, No, ok. No, la sua partecipazione a Davanti un altro ha avuto un successo anche sul web, no? Perché è stato Ho cliccatissimo. saputo che ha fatto scalpore. Benissimo. Intanto ringraziamo anche Federica per la sua presenza Grazie in questa a te, puntata di Penalty, ritornerà prestissimo con le nuove trasmissioni che partiranno a gennaio che riguardano il marchio Penalty. Senz'altro, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Perfetto. Noi ci congediamo da voi, prima di salutarvi vogliamo come al solito ringraziare il coordinamento grafico di Imprinting Movie di Francesco Carabino, i ringraziamenti a Sicra con Achille Teghini, Alessandro Fragalà e Lucy Gullotta ed inoltre un ringraziamento ad Armando Geraci, Alessandro Castellese, Giuseppe Cantarella, Daniele Brigandi, Calcedonio Iacuzzo ed Emanuele Cariotti.
E che dirvi, ci vedremo settimana prossima, stessa ora, alle 19, sul canale 11 di Video Mediterraneo per una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai.